Riprendiamo il cammino e camminare non è semplice, costa un po' di fatica e, e il tentativo che sto facendo di proporvi qualche riflessione per l'Avvento non è facile, anche perché non è facile coniugare la parola con la vita. Cercheremo di essere puntuali in questo. Le letture di questa seconda domenica di Avvento sono estremamente importanti, significative, straordinarie. E il profeta Isaia nella prima lettura è straordinario. Vi leggo alcuni brani importanti. Non giudicherà il tronco di Jesse, bellissimo, un virgulto germoglierà dalle sue radici. E il tronco di Jesse è un Davide nuovo più che un nuovo Davide, no? È un Davide nuovo e giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli umili della terra. Percuoterà il violento con la verga della sua bocca, con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. E poi continua Isaia, bellissimo questo brano, no? Questi 7 opposti, no? Il lupo dimorerà insieme con l'agnello, il leopardo si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un piccolo fanciullo li guiderà. La mucca e l'orso pascoleranno insieme, i loro piccoli si sdraieranno insieme, il leone si ciberà di paglia come il bue, il lattante si trastullerà sulla buca della vipera, il bambino metterà la mano nel covo dei serpenti velenosi. Ecco, sono parole straordinarie, io vorrei sottolineare in questo e poi proprio per concludere questa prima riflessione vi leggerò un brano di Primo Mazzola, di Don Primo Mazzolari. È straordinario, ecco, lo Spirito Santo che illumina questo germoglio nuovo, perché sia in grado di giudicare con giustizia ed equità. Ecco, il giudizio è questa attesa, è la maggiore attesa regale. Giustizia e equità. Equità vuol dire sensibilità per gli umili e gli oppressi. Ed è importante la giustizia soprattutto. Ecco, sempre in questi anni io continuavo a ripetere che le gambe della giustizia sono legalità e verità. Ecco, forse equità vuol dire legalità e verità coniugate insieme. Questa sensibilità, questa attenzione per i poveri, gli oppressi. E guardate, oggi è proprio la giornata internazionale contro la schiavitù e chi direbbe oggi non c'è schiavitù? Come non c'è schiavitù? Non c'è la schiavitù del 1600, del 1700, del 1800, ma ci sono migliaia di schiavitù. Uno che è indigente, pensate, più di 1 milione di bambini che sono a livello di povertà assoluta in Italia. E chi è indigente non è libero. E chi è oppresso non è libero. Chi è sottoposto alle leggi ferree, verticalissime della criminalità e delle mafie non è libero. E potrei continuare 1000 dipendenze di oggi e chi è dipendente non è libero, non è libero. E poi pensate il commercio degli esseri umani. Va contro, è una schiavitù assoluta che passa tante volte sotto i nostri occhi, ma dentro un'indifferenza che umilia e che uccide. Ecco, è importante anche oggi tutto questo. Poi Isaia
dice una cosa straordinaria, no? Queste coppie di opposti. E guardate, non è un paradiso zoologico quello di cui parla il profeta Isaia, è una pace universale. Sarebbe bello riprendere alcune riflessioni in questo senso, ma è importante capire che quello che descrive il profeta Isaia è una pace universale verso la quale noi dobbiamo camminare e che coinvolge l'universo, gli animali, la natura e gli uomini. Ed è importante questa pace e credo che valga la pena impegnarci in questo senso. E volevo concludere questa prima grande riflessione con Don Primo Mazzolari, quando dice egli non viene né per onorare il suo nome né per salvare la sua dignità, viene per chi sta dietro la porta chiusa. E chi ci sta dietro la porta chiusa? Io ci sto, in tanti ci stanno, ci sta il mondo, il quale mi sembra ancora più sprangato in questo Natale. Da secoli, non da decenni, egli attende, ma anche se tardasse un po', aspettatelo, egli verrà e lo vedrete tutti e ne godrà il vostro cuore, poiché egli viene a portare la pace al suo popolo e a restituirgli la vita. Ecco, e questo è uno stimolo che ci viene da Don Primo Mazzolari. Passando al Vangelo, che riprendo in maniera molto sintetica, quando Giovanni Battista, no, riprendendo l'inizio, e qui il Vangelo di Matteo è estremamente sensibile, attento, ha in mente la figura di Mosè, il grande liberatore, no? In quei giorni anche il capitolo secondo dell'Esodo al versetto 11 inizia proprio così: in quei giorni Mosè prende coscienza, ormai diventato adulto, prende coscienza che il suo popolo è oppresso e diventerà il liberatore. E così è Giovanni il Battista, no? Qui c'è tutta l'aria, l'epopea, se volete, anche dell'Esodo, bellissimo, di questo cammino di liberazione. E Giovanni Battista dice una parola importante, dice convertitevi. Ecco, portiamo con noi questo concetto di conversione, che non è una conversione religiosa, ma che è la conversione, il cambio di mentalità. E il cambio di mentalità è quello che ci libera da certe forme farisaiche che tante volte imprigionano il nostro modo di essere, il nostro modo di praticare anche la religione, no? È razza di vipere, dice Giovanni il Battista ai farisei. È un po' cambiare mentalità. Che cosa vuol dire? Vuol dire superare quell'individualismo. Guardate, e anche qui, per essere molto concreti, no? I due assassini, no? Il medico anestesista, l'infermiera. Sembra il romanzo di Dan Brown, no? Quando angeli e demoni, questi che potrebbero essere angeli che aiutano, che accompagnano, invece ricadono dentro questa cultura del possesso, del dominio demoniaca, no? E uccidono. Ecco, è una cultura, non è soltanto l'atteggiamento, il comportamento di due persone, ma è una cultura che sottende, no? Quella di considerare il possesso, l'individualismo, la cultura della potenza, della prepotenza, l'onnipotenza, per cui io posso decidere della vita o della morte di una persona. Ecco, e qui io ritornerei come figura emblematica di conversione, no? a un uomo straordinario che magari viene considerato Charles de Foucault. Celebriamo proprio in questi giorni i 100 anni della sua morte, 1916. E lui ha avuto il coraggio di recuperare legami, di
cambiare vita, di entrare nel deserto e nel deserto di scoprire l'altruismo, la solidarietà, di entrare in una cultura diversa e di farsi battezzare dallo spirito, Ruah, lo spirito che ti cambia dentro, che ti rinnova e che ti fa scoprire come la forza della vita non è tanto l'avere quanto il donare, e che la forza della vita è quell'amore che ti mette nelle condizioni di incontrare le persone, di dare per primo la mano, di abbracciare, perché ogni abbraccio fa crescere.